detto che sono complimenti a Venezia perché oggi ha dimostrato perché è campione d'Italia, l'abitudine a giocare in questo tipo di partite ravvicinate ad essere molto efficace nei momenti chiave della partita. Noi abbiamo avuto qualche giocatore sotto allo standard medio di rendimento, giocatori importanti. Se devo guardare sui numeri abbiamo sbagliato 10 tiri liberi, che sono già tantissimi in una gara che alla fine abbiamo perso di soli 6 punti, giocando sicuramente sotto al nostro rendimento medio, un po' per merito loro ovviamente, e un po' per mancanze nostre, quindi c'è stato abbastanza carattere, anche se in certi momenti magari mancava un po' di fiducia, soprattutto all'inizio, e un po' poca lucidità, e ripeto, qualche giocatore importante sotto rendimento medio, quindi è chiaro che poi di là c'è una costanza di rendimento durante la partita che è molto alta e che è difficile per chiunque da pareggiare. Noi oggi purtroppo non ce l'abbiamo fatta, mi dispiace moltissimo per chi ci ha seguito fin qua per l'ennesima volta, perché insomma si è sviluppato fatica, viaggio, spese, tutto, e speravo che fosse la volta buona, perché comunque quello che rimane sono due finali di Coppa Italia consecutive, che per un club come il nostro, piccolo rispetto a altre potenze che sono o arrivate e uscite subito, neanche magari passate di qua oggi, è motivo di orgoglio, deve essere adesso è grande rammarico, è chiaro, però insomma deve essere anche una spinta importante per tutto l'ambiente, per capire che se facciamo le cose per bene, i risultati poi prima o poi arrivano, poi in questo momento, prima non tanto. E poi mi dispiace per i miei giocatori, perché comunque sono stati bravissimi ad arrivare fin qua, di cui comunque sono orgoglioso, anche se, ripeto, oggi qualcuno non l'ho visto come sappiamo può fare di solito, e naturalmente per il club, perché prima o poi arriveremo a vincere la finale, però arrivare in finale insomma con 17 squadre che partono assieme, non lo dico per guardare il bicchiere mezzo pieno, però insomma per lenire un po' quello che è il rammarico della seconda finale persa consecutiva.